Partirà nuovamente in autunno la campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid-19, sarà concomitante con quella contro l'influenza stagionale. Il via libera è arrivato in Europa per il primo tra i nuovi vaccini anti-Covid aggiornati ed è quello dello Pfizer, è atteso per la giornata di oggi. Salvo imprevisti, l'Agenzia Europea per i Medicinali, EMA, aprirà ufficialmente la procedura che porterà la campagna vaccinale a inizio autunno. Ma chi è che deve fare il nuovo vaccino? Stando a quanto riportato dalla recente circolare del Ministero della Salute, firmata direttamente dal direttore Vaia, le categorie sono sempre le stesse. Le persone che hanno oltre 60 anni di età, quelle fragili di tutte le età e causa di patologie. Non sono ovviamente mancate le critiche alla poca chiarezza e alla prossimità alle indicazioni del Ministero della Salute. Secondo alcuni esperti le coperture saranno molto basse, del resto la maggioranza pensa che il peggio sia passato e le ultime misure, come l'isolamento obbligatorio in caso di positività, sono cadute. Eppure le nuove varianti si stanno espandendo con un raddoppio dei casi nelle ultime settimane, ma senza mettere ancora sotto pressione i sistemi sanitari, senza contare che ormai sono pochi quelli che si sottopongono al test. La pandemia, come ha detto l'OMS, è finita, ma le persone fragili sono comunque a rischio. Come in passato, l'obiettivo di questa campagna nazionale è quello di prevenire la mortalità, le ospedalizzazioni, le forme gravi di Covid nelle persone anziane con elevata fragilità, proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari. A questo insieme di persone, in generale ai soggetti più fragili, che includono tra gli altri gli operatori sanitari, i malati cronici, i pazienti immunodepressi, è raccomandata e offerta una dose di richiamo che vale 12 mesi con la nuova formulazione del vaccino aggiornato, ma è comunque consigliato ai familiari e conviventi di persone affette di importanti fragilità. In base alle tempistiche di somministrazione si prevede la possibilità di somministrare la dose di richiamo a distanza di almeno 3 mesi dall'ultima dose fatta o dall'ultima infezione diagnosticata. A eccezione di alcuni casi, come già accennato, sarà possibile anche la cosomministrazione dei nuovi vaccini aggiornati con altri vaccini come quello antinfluenzale.